Eder McPallister. Pubblico di Eder McPallister, qui non siamo davanti a un semplice no, ma a un no scritto in burocratese giudiziario, quello che suona come una porta che si chiude senza neppure farvi entrare nell'atrio. La Corte di Cassazione, prima sezione penale, presieduta da Giacomo Rocchi, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Sebastiano Visintin. Traduzione per chi non colleziona codici come figurine. Il ricorso viene considerato talmente fuori bersaglio, o comunque privo dei presupposti, da non meritare neppure l'esame nel merito. Non è, abbiamo valutato e non siamo d'accordo, e più non ci sono le condizioni per discuterne come lo stai chiedendo. Il punto nasce da una richiesta molto precisa. La difesa, tramite l'avvocato Paolo Bevilacqua, puntava a ottenere un incidente probatorio per una nuova perizia medico-legale. In pratica, un'ulteriore valutazione sugli esami già svolti, con l'obiettivo di chiarire cause, modalità e data della morte e anche il tema del luogo di permanenza della salma, richiamando le divergenze tra consulenze già acquisite durante le indagini preliminari. Il ricorso però si è schiantato su un argomento chiave. Per i giudici, la scelta del GIP di Trieste rientra nei poteri discrezionali del giudice e non presenta quei profili anomali tali da giustificare l'intervento della Cassazione. In altre parole, la Cassazione dice: chiamarla abnorme non funziona. Non esce dal sistema, non è un oggetto processuale alieno. E aggiunge un'etichetta che pesa: la doglianza viene considerata manifestamente infondata. E quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, non c'è solo l'amaro in bocca. C'è anche il conto. Visintin è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Attenzione a non confondere, non è un risarcimento a una controparte, è una somma che finisce allo Stato, motivata dal fatto che il ricorso è stato giudicato privo della necessaria diligenza o comunque manifestamente infondato. Quindi, sì, oltre al rigetto arriva pure la ricevuta. Questa decisione si lega a un passaggio precedente, decisivo nella cronologia processuale, l'ordinanza del 30 giugno 2025 del GIP di Trieste, citata nel ragionamento dei giudici. In quell'atto, il GIP aveva accolto la richiesta della Procura di procedere con un incidente probatorio per accertamenti genetici, merceologici e dattiloscopici, ma aveva rigettato l'istanza della difesa di inserire anche una nuova perizia medico-legale. È proprio contro quel no alla nuova perizia che la difesa ha tentato la carta della Cassazione. Carta respinta. Ora, mettiamo ordine nel contesto, perché qui la parola perizia non è un dettaglio tecnico, è uno snodo narrativo che cambia le luci della scena. Liliana Resinovic, triestina, scompare la mattina del 14 dicembre 2021. Il suo corpo viene ritrovato il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, chiuso in sacchi neri, con il capo avvolto in un sacchetto più piccolo, chiuso da un cordino. Per un periodo l'impostazione investigativa ha guardato alla pista del suicidio. Ma una successiva consulenza autoptica ha portato a escludere quella ricostruzione, spostando il baricentro sull'ipotesi di omicidio. Ed eccoci al presente. Oggi nell'impianto accusatorio c'è un indagato per l'omicidio ed è Sebastiano Visintin. La ricostruzione riportata in questi passaggi giudiziari descrive un'aggressione compatibile con una morte violenta, con un'ipotesi di strangolamento e azioni di contatto fisico, collocando la scena nell'area del parco dell'ex OP, in prossimità di via Weiss. Visintin ha sempre respinto ogni responsabilità e nelle dichiarazioni pubbliche ha sostenuto di essere sereno e disponibile a rispondere se emergessero prove concrete. Quindi che cosa succede ora nella pratica dopo l'inammissibile? Succede che, sul fronte della terza perizia medico-legale chiesta dalla difesa con questa strada, il percorso è chiuso. La Cassazione non apre la porta e conferma che non ci sono i presupposti per farlo in questo modo. Nel frattempo resta in piedi il binario degli altri accertamenti già messi in calendario dall'incidente probatorio disposto dal GIP, genetica, merceologia, dattiloscopia. E resta soprattutto in piedi il quadro centrale. Un'indagine dopo lo scarto della pista suicidaria procede nella direzione dell'omicidio con Visintin come indagato. Se vogliamo dirla con lo stile di casa nostra, non è il capitolo finale, ma è una pagina in cui la Cassazione scrive in alto, a caratteri cubitali, questa battaglia processuale, così come è stata impostata, qui non passa.
E quando non passa, spesso significa due cose insieme. Niente scorciatoie e molta più pressione su ciò che davvero parlerà, cioè gli accertamenti tecnici già autorizzati e il lavoro investigativo che ne seguirà. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.